parto da una fiala, carico le 6 dosi su nomi di persone che non lo hanno fatto, che non hanno fatto una inoculazione vera e propria. È la corsa a mettersi in regola entro il 15 ottobre per dimostrare che è stato fatto il vaccino. A poche settimane dall'obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori scoppia il caso delle false vaccinazioni. La Procura di Roma starebbe indagando su un medico che avrebbe consentito a decine di pazienti di ottenere il Green Pass registrando vaccinazioni mai avvenute e attestando inoltre la presenza di false patologie che consentivano l'esenzione dal vaccino. Esenzioni facili ci possono essere state, ci possono essere esenzioni ottenute in maniera più forzosa per il fatto che nella certificazione non dobbiamo mettere diagnosi, ma come da circolare dobbiamo solamente citare la circolare stessa, quindi è esente secondo circolare. L'ASL Roma 2 avrebbe potuto controllare meglio l'inserimento dei dati dei vaccinati da parte di questo suo collega? Non penso che l'ASL se ne poteva accorgere, bisognerebbe interrogare col coordinatore per sapere se hanno modo, per verificare il singolo. Nessuna risposta dall'ASL Roma 2, che ha preferito non commentare l'indagine in cui sarebbe coinvolto il medico di medicina generale affiliato alla struttura. Quali potrebbero essere le responsabilità del medico indagato? Qualora un medico attesti una cosa non vera, quel medico incorre in un reato è falso ideologico. Che tipo di richieste arrivano a voi medici di base per ottenere il Green Pass? Un farmacista che conosco molto bene un giorno mi ha detto fammi un tampone negativo. Mi hanno detto che questa è una patologia che mi esenta dalla vaccinazione, la quale spesso, questo è il caso più frequente, uno dice guarda la patologia per la quale tu mi stai chiedendo l'esenzione dalla vaccinazione è la stessa malattia per la quale fino a poco tempo fa eri prioritario per il vaccino. Quindi delle due l'una, se eri prioritario per il vaccino non si esente per la vaccinazione. Ho avuto un caso questa mattina di un collega che ha avuto una richiesta in modo anche abbastanza aggressivo di avere una esenzione dalla vaccinazione sulla base di un certificato rilasciato da un altro collega. Mi è capitato un caso, questo paziente è andato da uno specialista che gli ha fatto una certificazione in cui si sconsiglia fortemente la pratica vaccinale. A mio giudizio clinico non ci sono gli estremi per fare una certificazione di questo genere. Io che conosco i miei pazienti e ho sul mio software gestionale tutta quanta la storia, so benissimo chi può avere diritto a un'esenzione e chi no. Certo, se poi una persona va da un medico che può in qualche maniera fare questo tipo di esenzione, è chiaro che si espone anche a un rischio, non solo lui che lo chiede, ma anche il collega che lo fa in maniera del tutto inappropriata.